Siamo nel deposito del Museo Etnografico con Fabio Franz, Dei conservatore civici dei musei. civici musei, e davanti a noi c'è un gioiello non ancora scoperto o evidenziato nella sua valenza. È una carrozza. Fabio, di che carrozza si tratta? Si tratta di una carrozza funebre che appartiene al comune di Udine dal 1931 e noi pensiamo che questa carrozza sia quella utilizzata il 2 luglio del 1914 per il corteo funebre dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, che era stato assassinato a Sarajevo qualche giorno prima. L'arciduca era stato assassinato appunto nella capitale bosniaca assieme alla sua moglie morganatica e i corpi dei due coniugi erano stati trasportati in treno da Sarajevo fino a Porto Narenta, porto dal quale erano stati caricati sulla nave sull'ammiraglia della Marina Imperiale Austriaca. La nave Viribus Unitis sbarcò le due salme a Trieste presso il molo di San Carlo, l'attuale molo Audace, e i due corpi furono trasportati su due carrozze funebri distinte fino alla stazione meridionale, l'attuale stazione centrale, e furono da lì caricati sul treno e portati a Vienna per le esequie e ora riposano in un castello non lontano da Vienna. E come mai a Udine abbiamo questa carrozza? Abbiamo fatto una ricerca visiva e documentale che ci ha permesso di capire che nel 1929 la ditta Zimolo, che aveva organizzato questo corteo funebre a Trieste, una ditta tuttora esistente, vendette delle carrozze funebri e altri materiali per i trasporti funebri alla ditta di Agostino Cicinelli, che dal 1924 aveva in appalto per il comune di Udine il servizio di trasporti funebri. Nel 1931 il comune di Udine acquistò per 1 milione di lire l'intera azienda Cicinelli e quindi anche la carrozza. Nel 1931, al momento del pagamento dell'ultima rata da parte del comune di Udine alla ditta Cicinelli, l'avvocato della ditta Zimolo di Trieste richiese al comune di Udine il pagamento delle restanti 47.000 lire che Cicinelli doveva ancora a Zimolo per delle carrozze e appunto questi altri materiali. Il comune di Udine pagò l'ultima rata a Cicinelli, si fece dare queste 47.000 lire e c'è scritto che le girò all'avvocato della ditta Zimolo. Noi abbiamo conservato il registro di protocollo dove i documenti di allora sono brevemente descritti e alcune ricevute che testimoniano questi pagamenti. E adesso cosa si può fare per questa carrozza? Stabilito che è stabilito con certezza che è la carrozza che ha trasportato... Allora, noi abbiamo stabilito tutta la storia della carrozza. Abbiamo appunto evidenza di questo acquisto di carrozze funebri dalla ditta che fece il corteo nel 14 alla ditta attraverso il quale poi la carrozza passò al comune di Udine. Noi pensiamo che sia quella. Abbiamo evidenza visiva di alcune alterazioni che la carrozza ha subito, ad esempio il sedile del cocchiere è stato aggiunto successivamente. Possiamo comparare la carrozza non solo guardandola con i nostri occhi, ma anche con alcune immagini. Fotografie scattate da Attilio Brisighelli che noi datiamo tra il 1929 e il gennaio del 1931. Sono conservati in un album e anche in altre copie nella fototeca dei civici musei. L'album appartiene al Museo Etnografico del Friuli ed è conservato dalla conservatrice, la dottoressa Pamela Pieli. A Trieste c'è al Museo Enriquez una carrozza analoga? Al Museo Enriquez di Trieste è conservata una carrozza della stessa tipologia utilizzata per trasportare il corpo della moglie dell'arciduca. E appunto nel Museo Triestino si può ammirare questa carrozza che è stata restaurata recentemente, ma è simile a quella utilizzata dalla moglie. Noi pensiamo che questa sia quella utilizzata per trasportare il marito. E adesso come si fa a restaurare questa carrozza? Il tutto è in via di definizione e quindi l'intenzione è di restaurarla quanto prima e di poterla esporre al pubblico in una sede adeguata per poter permettere appunto che questo bene di altissima qualità possa essere ammirato da tutti.
tutti. Il progetto di restauro, dottor Franz, cosa prevede? C'è già stato messo agli atti? Ci sono diverse ipotesi e il dirigente del Servizio Cultura e Istruzione del Comune di Udine, il dottor Antonio Pagnatiello, e la coordinatrice scientifica dei Civici Musei di Udine, la dottoressa Granzini, lo stanno mettendo a posto in questo periodo e appena ci saranno novità sicuramente ve le comunicheranno.